Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Paura per il crollo della torre. A Palermo, dopo mesi di siccità, un nubifragio provoca seri danni. Colpita da un fulmine, crolla una torre nell'atrio di una pizzeria. Caos tra gli avventori, 4 feriti, uno ancora in ospedale, gli altri già dimessi. Un regalo di Natale prezioso e aspettato da tempo. 367 lavoratori precari dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento sono stati assunti a tempo indeterminato. Rimaniamo ad Agrigento per lanciare la città come capitale della cultura. La Regione ha stanziato più di 4 milioni di contributi da spendere entro il 31 dicembre, ma i fondi sono stati utilizzati solo in minima parte. Inchiesta di TG Sicilia. Catania e i residenti del centro storico tornano a farsi sentire chiedendo il rispetto delle regole per rendere il cuore della città più vivibile e sicuro. Gli auguri di Natale dell'arcivescovo di Catania Renna. La città sta camminando ma deve ancora andare avanti con un'attenzione particolare ai giovani. Corsa al regalo last minute, in cima alla lista dei regali pigiami e biancheria intima, meglio se qualcosa di utile. Calcio, perde ancora il Palermo, rosanero piegati 2-1 dal Sassuolo. A decidere il match un gol di Pierini su punizione. Dionisi rischia sempre di più l'esonero. In Serie C domani il Catania vuole tornare al successo in casa contro il Sorrento. In porta giocherà il giovane Butano, inglese in campo dall'inizio. Bentrovati. In apertura il crollo della torre a Palermo, dimessi 3 dei 4 feriti colpiti dai calcinacci della seicentesca struttura adiacente ad una pizzeria per un nubifragio che ha colpito la città nelle scorse ore, zona inibita in attesa della messa in sicurezza. Vediamo il servizio di Orazio Longo. Abbiamo vissuto una serata di grande paura, ma adesso fortunatamente possiamo tirare un sospiro di sollievo. Sono le parole di Antonio Cottone, il titolare del locale palermitano La Braciera in Villa, dopo che un fulmine ha colpito la seicentesca torre dell'acqua di Villa Lampedusa all'ingresso del ristorante in via dei Quartieri, provocando la caduta di alcuni frammenti di pietra e ferendo 4 persone, 3 clienti e il cuoco. Urla di paura, improvviso blackout, momenti di panico mentre imperversa il forte maltempo. Ci siamo subito resi conto che era accaduto qualcosa di serio all'esterno, dice Cottone. I soccorsi sono stati immediati grazie anche alla prontezza di alcuni nostri clienti e all'arrivo tempestivo delle ambulanze. Dei 4 feriti, 2 in codice rosso trasportati a Villa Sofia e 2 al Civico, uno solo è rimasto ricoverato perché presenta un'emorragia cerebrale, mentre il cuoco, che sarebbe stato sfiorato da una scarica elettrica, e le altre 2 donne che stavano cenando sono stati dimessi. I feriti hanno subito fratture da scoppio o da caduta di calcinacci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia, insieme ai tecnici della sovrintendenza di Palermo, per verificare le condizioni di sicurezza. La zona adiacente al locale è stata transennata ed è stata decisa la temporanea chiusura al pubblico per il tempo necessario alla messa in sicurezza ad opera di una ditta specializzata. La polizia ha arrestato a Palermo un 44enne per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti erano intervenuti perché l'uomo aveva minacciato la madre, 70enne, che si era rifiutata di dargli i soldi che aveva chiesto. Il 44enne ha aggredito i poliziotti intervenuti. Morto in una casa disabitata, un 30enne è stato trovato senza vita ieri sera dalla polizia nella zona della stazione ferroviaria di Vittoria. L'uomo viveva con il padre a Modica, ma spesso si allontanava da casa probabilmente per motivi legati alla droga. A pochi giorni dal Natale i lavoratori precari degli ospedali agrigentini firmano un contratto a tempo indeterminato e questo è il loro regalo di Natale. Davide Sardo. Un regalo di Natale davvero speciale per 367 lavoratori precari dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Sono stati assunti a tempo indeterminato. La cerimonia alla Palacongressi con la presenza di familiari e amici che ha reso ancora più emozionante questo traguardo. La voglio dedicare alla mia famiglia e la voglio dedicare sinceramente anche a tutti quelli che hanno creduto fino dall'inizio a questa stabilizzazione. Oggi arriva la mia stabilizzazione, in settimana è arrivata quella della mia compagna, quindi è un Natale bellissimo. Anni che aspettavo questo che neanche ci credevo, per me è un miracolo.
Sono emozionatissima. Un momento importante perché dopo 26 anni finalmente ho coronato il sogno della mia vita. Testimonianze di quanto il lavoro stabile sia importante non solo dal punto di vista economico ma anche per la dignità personale e la serenità collettiva. Un secondo step, il terzo step per altre figure professionali ci sarà subito dopo le festività ed la possibilità di dare una risposta a 367 famiglie. La Regione siciliana ha messo a disposizione di Agrigento più di 4 milioni di contributi da spendere entro il 31 dicembre per lanciare l'anno di capitale della cultura, ma i fondi sono stati utilizzati solo in minima parte. Il nostro inviato Luca Ciliberti. All'inizio dell'anno Agrigento ha beneficiato di un finanziamento di 4 milioni di euro per mettere in piedi un calendario di eventi da svolgersi entro il 2024 per accompagnare la città al 2025, anno in cui sarà capitale italiana della cultura. Canto lirico italiano patrimonio UNESCO. Ci sono una serie di teatri, costo 120.000 euro, ma non li abbiamo visti. L'arte contemporanea e rigenerazione urbana e paesaggistica, 270.000 euro. L'età chiaramontana, 30.000 euro, centro storico, siti, castelli della provincia, ma non li abbiamo visti. Questi sono tutti eventi che si sarebbero questa è una delibera della cabina di regia regionale nel 2024. entro dicembre 2024. I ritardi e i paletti del Consiglio Comunale che hanno accompagnato la costituzione formale della Fondazione hanno fatto slittare tutto. Eppure il Comune aveva presentato un progetto alla cabina di regia regionale con una serie di attività sul territorio, ma il progetto del sindaco di Agrigento, vagliato a Palermo, è diventato altro. Quei famosi 4 milioni per le attività collaterali e alla preparazione del 2025 io avevo inserito anche un bando dove dovevo coinvolgere esclusivamente la sezione culturale del territorio agrigentina e della provincia, cosa che è stato slittato col finanziamento del 2025 perché si è preferito dedicare queste somme ad eventi molto più grandi, come un esempio della registrazione del volo che andrà in prima serata al Canale 5 sia il 24 dicembre che il 25 di dicembre. Intanto il presidente della Fondazione, Giacomo Minio, annuncia la presenza del Capo dello Stato proprio nella città dei Templi a gennaio. 44 appuntamenti che partiranno appunto un altro anno con quella che è la giornata iniziale che sarà il 18 di gennaio con la inaugurazione da parte del Capo dello Stato qui ad Agrigento. E rimaniamo proprio ad Agrigento perché i carabinieri di Agrigento hanno scoperto un arsenale da guerra nella disponibilità delle cosche agrigentine. Un uomo è stato arrestato e un 48enne pregiudicato, sempre di Agrigento. Il prefetto di Trapani ha sospeso il presidente del Consiglio Comunale di Trapani, Annalisa Bianco, e il consigliere comunale di Mazzara del Vallo, Giovanni Iacono Fullone, entrambi condannati per corruzione. Anima la politica la conclusione del processo Open Arms. Dopo l'assoluzione di Salvini chiede la separazione delle carriere e la responsabilità civile dei magistrati. Intanto pezzi di governo puntano ad accelerare sulla riforma della giustizia. Manlio Viola. Un processo aberrante costruito sul nulla che dimostra l'assoluta urgenza della riforma della giustizia. Matteo Salvini è stato appena assolto con formula piena dai giudici di Palermo nel processo Open Arms e già tocca al suo vice al Ministero delle Infrastrutture, il sottosegretario Tullio Ferrante, suonare alla carica sulla riforma. E questo il prossimo step per la maggioranza di governo, giungere alla separazione delle carriere. Lo si sarebbe fatto con uno scontro frontale in caso di condanna, ora forse l'accelerazione dovrà seguire un percorso diverso. Un'apertura viene anche dal ministro della giustizia Carlo Nordio, che rende onore a questi magistrati coraggiosi, dice, lanciando messaggi di distensione, ma precisa: questo processo non sarebbe dovuto nemmeno iniziare perché fondato sul nulla. Credo sia necessaria una riflessione sul nostro sistema imperfetto. Ma intanto un applauso alla Camera dei Deputati ieri sera ha salutato la sentenza, un applauso al quale non ha partecipato la sinistra, sottolinea il coordinatore di Noi Moderati Saverio Romano, il cui intervento lo aveva fatto scattare. C'è un giudice a Palermo, come ci fu un giudice a Berlino, dice, parafrasando una frase storica, il commissario della Lega in Sicilia nonché vicepresidente del gruppo a Palazzo Madama Nino Germanà. Verità e giustizia sono state ristabilite, dice invece il presidente della Commissione Difesa Nino Minardo. Tocca all'avvocato di Salvini, Giulia Bongiorno, sottolineare come questa non sia una sentenza contro i migranti, ma la pensano diversamente dalla ONG spagnola Open Arms, i cui vertici pensano già ad un appello e sperano che anche la procura di Palermo si opponga alla sentenza.
Finisce con l'auto dentro un bar di Bagheria. Un 29enne alla guida ha abbattuto prima un palo e poi ha sfondato la vetrina del bar. Il giovane, in stato di agitazione, ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test della polizia. Rischia, con il nuovo codice della strada, il ritiro della patente e l'arresto. Le indagini della Procura di Palermo su Messina Denaro vanno su più fronti: sanità, fiancheggiatori, ma anche il tesoro del boss custodito in quello che si pensa sia stato il vero rifugio in provincia di Trapani del defunto boss. Laura Spanò. La Procura di Palermo continua a cercare il registro occulto che è stato dietro il percorso sanitario di Matteo Messina Denaro. Dunque la malattia continua a essere la vera sfortuna dell'ex boss. Lui stesso lo aveva detto con aria di sfida agli inquirenti dopo la sua cattura: senza questa non mi avreste trovato. Ed è seguendo questo suo percorso, dalla scoperta del cancro e fino al giorno prima della cattura, che si è concentrato il lavoro di intelligence di Rossa e polizia. Ed una pista potrebbe portare financo a Roma. Nei mesi scorsi la finanza della capitale, nel corso di un'altra operazione, ha scoperto che tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 Antonio Nicoletti, uno dei figli di Enrico, storico cassiere della banda della Magliana, aiutò Messina Denaro per essere visitato all'Istituto Tumori Regina Elena di Roma. Non si sa se si trattò di un controllo di routine o per un sospetto, ma questa nuova pista, se confermata, apre nuovi scenari. Ma si continua intanto anche a lavorare per cercare il tesoro in possesso del boss, quel carteggio epistolare che il latitante ha tenuto con chi ha fatto affari con lui, un tesoro nascosto da qualche parte in questa provincia di Trapani, nel vero rifugio dell'ex padrino. Musica ad alto volume, pochi controlli, risse e tavolini che invadono intere vie. I residenti del centro storico di Catania tornano a farsi sentire chiedendo il rispetto delle regole per rendere il cuore della città più vivibile e sicuro. Emanuela Corsi. Ragazzi che vengono in centro storico sapendo che c'è l'impunità e che arrivano anche armati per fare le risse. A parlare sono i residenti del centro storico di Catania. Nonostante i vari incontri con l'amministrazione comunale, restano irrisolti alcuni problemi, a partire dalla musica ad alto volume e fuori orario nei locali pubblici che nelle ore notturne trasformano le zone della Movida in una grande discoteca dove spesso nascono liti e risse. È sufficiente che i vigili della nona comincino a girare per i locali della città e laddove esistono i locali che hanno questi impianti di amplificazione devono essere sanzionati. L'amministrazione comunale ha promosso e istituito la pedonalizzazione di alcune aree della città, soprattutto in centro. È giusto liberare il centro storico dalle auto, ma non bisogna sostituire le auto con i tavolini, perché questo significa ancora problemi di insicurezza, di viabilità, di desertificazione del centro storico, perché fuggono gli abitanti del centro storico, fuggono. Infine c'è il tema della sicurezza. Secondo i residenti non bastano solo i presidi delle forze dell'ordine. La sicurezza si risolve come viene fatto in tutte le città europee in Italia, con il controllo smart, cioè dire con controlli tramite sensori e telecamere e tramite naturalmente il coordinamento da parte delle forze dell'ordine. Secondo il comitato, parte dei fondi del PNRR andrebbero investiti in nuovi strumenti di controllo per rendere il centro ancora più sicuro e vivibile di giorno e nelle ore notturne. Rimaniamo a Catania per gli auguri di Natale dell'arcivescovo metropolita Renna. La città sta camminando, ma deve ancora andare avanti con l'attenzione particolare ai giovani, compresi quelli che vengono a studiare dalla provincia. Ascoltiamo il Monsignor Renna. Penso soprattutto ai temi che il Papa ci richiama nel messaggio per la giornata della pace del 1° gennaio, quella della riduzione del debito ai paesi poveri, quello della tutela della vita dal concepimento fino alla fine naturale e dell'abolizione della pena di morte nei paesi in cui non c'è, e stiamo attenti perché dietro gli estremismi di destra e tante svastiche che ritornano c'è un pensiero che la pena di morte la vuole e noi dobbiamo vigilare su questo. E terzo, stiamo molto attenti anche alla questione del disarmo, perché il Papa invita a porre un atto concreto che è quello di creare un fondo internazionale per scongiurare la fame, attingendolo proprio da ciò che ogni anno
ogni nazione prevede per gli armamenti. Catania, svegliati perché hai le risorse e chiama con il nome i tuoi problemi, perché hai la forza per andare oltre. Stai camminando, ma devi camminare ancora, perché i giovani che studiano a Catania, i fruitori dei bingo, dei vari luoghi dove si gioca tantissimo, i fruitori di droga vengono da tutta la provincia, e quindi tutti quanti, anche nella provincia, anche nei paesi più tranquilli, si dovrebbero porre certi problemi, perché Catania diventa il luogo dove si concentra ciò che magari, in maniera carsica è presente altrove. A Catania aperta una stanza dedicata alle donne nella stazione dei Carabinieri di Librino. A Ragusa nasce un laboratorio di pasticceria e cucina per sostenere le donne vittime di violenza. Veronica Barbarino. Favorire l'emancipazione economica delle donne vittime di violenza di genere e aiutarle passo dopo passo a creare una vita migliore. Con questi obiettivi la Casa delle Donne di Ragusa, in collaborazione con un'azienda dolciaria modicana, ha creato e portato avanti un corso di formazione professionalizzante di pasticceria e cucina di base per tutte le donne che hanno chiesto aiuto. Il corso parte per dare una possibilità alle donne che si sono avvicinate al nostro sportello ascolto e che sono delle donne in difficoltà, anche vittime di violenza, che hanno bisogno di lavorare, per cui noi abbiamo pensato di dare degli strumenti per poterli poi spendere nel mondo del lavoro, per poter avere una professionalità. Sono donne combattenti che hanno intrapreso un percorso di riscatto, di giustizia e di affermazione, imparando ad allontanarsi da ambienti malsani, scegliendo la loro felicità, investendo su loro stesse, sull'imparare una professione e a darsi una possibilità lavorativa e di nuova vita. È stato come nostra famiglia, ci hanno aspettato molto bene. E Mattia che ci ha insegnato troppo bene quelle dolci e anche da cucina. Ci siamo trovati troppo bene. Il futuro? Il futuro pensiamo da dolci, pasticceria. Alla fine del corso tutte le partecipanti hanno conquistato un attestato, simbolo importante di crescita personale e primo passo per un'augurale brillante vita professionale. Pochi giorni al Natale ed è corsa al regalo last minute, pigiami e biancheria intima tra i pacchetti più gettonati da mettere sotto l'albero. Desiree Ferrito. Luci, canzoncine e atmosfera natalizia e poi l'acquisto sfrenato di regali. Indesiderati, richiesti, contesi, comunque sia, nessuno rinuncia alla tentazione di mettere qualcosa sotto l'albero. Cosa ha comprato, signora? Un po' di tutto, per i bambini, per i grandi, un po' di tutto. A che punto siete con i regali? Ma quasi è terminato. Cosa si regala maggiormente? Maggiormente, ma libri, pigiami, calzettine. Per me cose utili. Il maglione, il pantalone, la camicia. Qualcosa da mangiare, panettoni artigianali, abbigliamento, non lo so. Cosa ad esempio? Maglioncini di Natale, sono un evergreen. Insomma, nei pacchettini sotto l'albero tutto è concesso o quasi. Il leitmotiv comunque è qualcosa di utile. Forse per questo in cima alla lista dei regali più acquistati ogni anno troviamo sempre loro. 5 paia di calzettoni che non userai mai, le mutande, ma che comunque oggi è un altro tipo di percorso, ma poi la realtà è che il pigiama o il plaid. Coperte, anche coperte in paglia, proprio le persone vogliono stare a casa. E se il cassetto della biancheria intima a gennaio è troppo pieno, la soluzione è dietro l'angolo. Il 27 provi a fare lo scambio su eBay, su subito.it. È vero quello che si dice dei regali di Natale, a volte basta il pensiero. Non serve spendere tanti soldi, ma prendersi un momento per scegliere un presente che possa strappare un sorriso. L'idea è sempre di aprire quel regalo, anche se è una cosa anche banale, è sempre bello. Dunque, munirsi di carta e penna e procedere con una lista di nomi. In cima ci sono sempre bambini. Ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport con il terzo KO di fila del Palermo. Ritorniamo in studio, terzo KO di fila per il Palermo. Il Sassuolo chiude l'incontro 2-1, gol vittoria di Pierini su punizione dopo il pareggio del primo tempo. La formazione rosanero si lecca le ferite e finisce l'anno nel vortice di una grave crisi. Marco Gullà.
E crisi nera per il Palermo, rosanero sconfitti ancora al Mapei Stadium, il Sassuolo vince 2-1 e adesso, in virtù della terza sconfitta consecutiva, Alessio Dionisi rischia seriamente l'esonero. Un Palermo che non ha giocato male, ha creato e sfiorato anche il vantaggio nella ripresa, poi però questo strepitoso gol di Pierini su punizione ha regalato i 3 punti ai neroverdi, primi in classifica. I siciliani cadono sempre più giù a soli 3 punti dai play-out. Dionisi cambia ancora formazione, avanza Verre, schiera Leduaron con Di Mariano e Di Francesco. Al 9° minuto però Sassuolo in vantaggio, De Planche sbaglia e offre a Tosvert una palla da servire a Laurientè che non può sbagliare da quella posizione. È 1-0, Sassuolo che attacca, Palermo poco reattivo, Moro da 2 passi sfiora il secondo gol, ma al 20° arriva il pareggio dei rosanero, angolo di Ranocchia e colpo di testa di Leduaron. 1-1 e primo gol stagionale per il francese. È un primo tempo frizzante, godibile. Leduaron alla palla del sorpasso, ma Moldovan riesce ad intuire. Poi è il Sassuolo che va vicino al gol. Ripresa, pronti via, Di Francesco a giro, la traversa, nega la rete all'esterno. 54° salvataggio di Nicolao su Torsvert. Il centrocampista aveva tirato a botta sicura. Il Palermo sembra reggere, i neroverdi però tirano fuori il Jolly che arriva dalla panchina. Calcio di punizione alla Del Piero di Pierini, palla in fondo al sacco, 2-1. I cambi non danno spessore al Palermo che sbatte contro il muro del Sassuolo. Bruno ritira alto e si perdono anche le speranze di evitare la terza sconfitta consecutiva. E domani c'è Catania-Sorrento. La squadra di Toscano deve sfruttare l'occasione per chiudere al meglio il 2024. Inglese in campo dall'inizio, in porta ci sarà Butano. Marco Carli. Più forte di quello che fino adesso è stato un tabù, cioè il Massimino. I dati parlano chiaro, i successi del Catania in casa sono solo 4, 7 reti segnate, ultima vittoria col Trapani più di un mese fa. Per regalarsi una fine di 2024 migliore di quello che l'anno solare ha detto finora, con la Coppa Italia vinta, ma anche con un rendimento negativo in campionato, i rossazzurri devono battere il Sorrento, che non ha pressioni, ma viene da 2 sconfitte consecutive. C'è voglia di migliorare questa classifica che non piace né a noi né alla gente. I ragazzi stanno lavorando con tanto impegno. Allo stadio ci sarà anche il presidente Pelliga che in città da qualche giorno insieme a una delegazione di giocatori è stato al Garibaldi Inesima per portare doni e sorrisi ai bambini ricoverati nelle strutture del Dipartimento Materno Infantile. Tornando al campo, Toscano pronto a rilanciare Inglese in avvio, manca ancora Guglielmotti, indisponibile anche Adamonis, gioca il giovane Butano in porta. È un ragazzo che abbiamo aggregato alla prima squadra da diversi mesi, perché abbiamo intravisto in lui dei margini di miglioramento e delle qualità. È cresciuto tantissimo in questi mesi, ha questa opportunità e se la deve giocare al massimo delle sue potenzialità. Catania-Sorrento sarà come sempre seguita da Telecolor, le consuete 3 ore live con i collegamenti dallo stadio che culmineranno con le interviste ai protagonisti. Bene, il TG finisce qua, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi ringrazio per essere stati con noi. Buon proseguimento di serata, arrivederci.